Eccoci qua. Terza parte di Mani e Fuori, dicevo che abbiamo un'intervista doppia ma la teniamo ancora in caldo per qualche minuto, invece volevo ricordare alcune note di servizio per la partita di domenica che, lo ricordo, sarà anticipata alle 17 con Macerata, quindi non alle 18, mi raccomando, segnatevi questa cosa per non arrivare in ritardo. Molte le iniziative, ci sarà il gruppo Maggiorette della banda di Bastia di Rovolone che animerà la partita, ma anche una esibizione hip hop della B-Line. Sì, bella? Mi piace. Ti piace? Sì, sì. Cos'è hip hop? Io non so cos'è. Sai cos'è? Sì. Spiegamelo un po'. È un ballo... No, Stefano, ti prego, dai, vai. Stefano lo dice? No, cosa? Stefano lo sa cos'è l'hip hop? Sì, vabbè, è una danza, un ballo, credo. È street dance, dai. Street. No? Sì. Tipo, Quindi, danza sì. di strada. Bravo! Oh, Beh, vedi sai che so un po', inglese. so un po' l'inglese. Quindi molte iniziative, tra l'altro, anche una cosa particolare, perché probabilmente Tonazzo, lo sponsor della squadra, porterà e mi metterà in... Grigliata. no, grigliata no. Porterà una... Propongo grigliata. Proponi la grigliata e fai bene, all'esterno del Palasport ci saranno tutti i vecchi mezzi della macelleria Tonazzo che ha tantissimi anni, voi ce l'avete segnato dal 1888, quindi da moltissimi anni ci saranno esposti i primi mezzi con cui proprio i vecchi Tonazzo vendevano appunto la loro carne, quindi una cosa un po' particolare, quindi molte sì, belle queste cose. Ricordo la partita alle 17, ricordo anche che è aperta la preventa su www.bookingshow.it e quindi si possono acquistare i biglietti online. Qualche informazione così diciamo così, di servizio. Hai visto la Tonazzo, Andrea, quest'anno qualche volta? Credo di aver arbitrato un amichevole, la prima di campionato. Ma poi in campionato non li hai visti ancora? No, non li vedo mai. Non li vedi mai. No, pensavo che No, magari... perché di solito arbitro quando loro Sì, giocano. no, ma pensavo che magari una domenica che era rimasta fuori. No. No, quindi non ti sei fatto un'idea della squadra? Io ti faccio fare un'idea invece adesso di cosa hanno combinato Luca Beccaro e Stefano Gozzo davanti alle nostre domandine che facciamo. Sei pronta, Lucy? Sì, Siete pronti voi? Prego la regia. Nome? Luca, Stefano, Cognome? Beccaro, Gozzo, Età? 27 tra poco, 20, Segno zodiacale? Acquario, Scorpione, Ruolo? palleggiatore, Schiacciatore, Titolo di studio? Istituto Tecnico Industriale Meccanica, diploma, A che età hai iniziato a giocare? 16 anni, 6 anni fa, La tua prima società? Valsugana Volley, Capodarsego, Il tuo primo allenatore? Maurizio Vego Scocco, Corsini, Andrea, Il nome della prima fidanzata? Melissa Satta, Marta, La materia preferita a scuola? ginnastica, faceva agraria, quindi tipi niente, va bene. Quella invece dove non ne venivi fuori? chimica, Chimica, La capitale della Germania? Berlino, Dublino, E quella della Svizzera? Federer, Il 2 giugno è la festa della? Repubblica, Repubblica, Sport preferito, oltre il volley? è moto mondiale, oltre il volley, pattinaggio artistico, Campione di altri sport che ammiri? Valentino Rossi, corsa a Bolt, Campione di pallavolo che ammiri? Olof van der Meulen, Zaitsev, Il coach che ti ha fatto lavorare di più? Jorge Canestrazzi, Valerio, Quello con cui ti piacerebbe lavorare? Radotin Stoicev, Gerbic, In che anno è stato introdotto l'euro? 2000, 2002, Il compagno di squadra più casinista che hai avuto? più casinista, Matteo Bortolozzo, Paoli, Allo stadio per un concerto, Vasco Rossi o Ligabue? nessuno dei due, Vasco Rossi, Al cinema, commedia o avventura? Avventura, Avventura, Per dormire, pigiama o maglietta? Maglietta,
Maglietta. In auto, il limite di velocità della tangenziale di Padova. 160. 90. A cena, Belen o Martina Stella? Belen. Belen. E per il dopo cena? Belen. Sempre Belen. 6 per 7. Orgo, 42. 6 per 7... No, è troppo difficile. Il capoluogo dell'Abruzzo. Campobasso. No, aspetta. L'ho sbagliato. Non mi ricordo. L'Aquila. Quello delle Marche. Passo. Macerata. La prima canzone sulla tua playlist. Qualsiasi va bene. Pursuit of Happiness. Cosa farai da grande? Da vecchio? Non lo so. Pallavolista spero. Dimmi 3 province della Campania. Qua ti frego. Napoli, Avellino e Salerno. No, passo. In vacanza, nella tua borsa non può mai mancare? Il cappello per la pelata. Pantaloni del volley. In campo, ginocchiere sì o ginocchiere no? No, No. Video check, grande invenzione o gli arbitri hanno sempre ragione? nessuno dei due. Grande invenzione. Saluta tutti nel tuo dialetto. Ciao Eci, mi raccomando, vieni a Padova a vedere la partita. Ciao a tutti, un saluto e un bacio. Facciamo un applauso perché comunque mettersi in gioco. Allora, lui si abbiamo capito che la geografia, Luca sulla Campania è forte, un po' meno sulle Marche. Stefano sulla geografia proprio no, non era. Però l'anno dell'euro l'ha beccato Gozzo. Bravo. Tu lo sapevi? Certo. Come certo? Ma se sei in Italia da pochi anni, come fai a Dal sapere? 2002, vero? Dal 2002, adesso lo sai. Faccio Adesso. attenzione. Thomas Conte, allora hai visto? Tieni il microfono vicino. Ho visto. Hai visto? Hai sentito più che altro. E ci siamo fatti anche 2 risate. Due risate, beh, insomma, le interviste doppie vengono fatte con questo obiettivo, per riderci un po' sopra. Tu invece non è che ridi molto perché hai un bel ruolo dentro l'Arzarello, mi pare, no? Questo è il ruolo che mi ha dato il presidente, diciamo. Quindi fai direttore tecnico? Faccio direttore tecnico e alleno 2 squadre. che Un sono? under 16 femminile e un under 14 maschile, che è l'unica squadra maschile della società. E come vanno? Esatto, infatti abbiamo visto che lui si è detto, ma come ci sono solo 2 maschi? Dico, perché il rapporto purtroppo è quello con le femmine nel mondo della pallavolo. no? Diciamo che avevamo nel giovanile qualche maschietto l'anno scorso, allora abbiamo deciso di fare una squadra. Quest'anno è aumentata come numero, siamo a 16 atleti e quindi manteniamo intanto questa squadra, vediamo negli anni a venire se riusciamo ad ampliare anche il settore Cioè, maschile. Michele, cosa dobbiamo fare per portare i maschi a giocare a pallavolo? Tu- Beh, Berruto ha avuto l'idea, secondo me, chiave. Giocare, farli giocare tanto, divertire, fare in modo che la palla sia in gioco. sempre, sì, ma meno si è, meglio è. Quindi Io tu parli del 3x3 in questo momento. parlo del 3x3, parlo dell'1 contro 1, del 2 contro 2, cioè più si gioca meglio è. Cioè più la palla e se stessi si è protagonisti e più Ti torna Thomas? No, concordo pienamente, infatti avevamo 10 atleti l'anno scorso, quest'anno con il passaparola ci divertiamo, venite, siamo a 16, quindi vuol dire che il metodo funziona. Anche perché proprio di questi giorni il dato ufficiale anche del 2014-15 che Padova, il comitato provinciale di Padova ha superato a quota 10.000, che è la quota fatidica ormai di cui si parla da molti anni, che comunque è una quota difficile da mantenere, e il rapporto Andrea è sempre 7.000-3.000, no? Tu che comunque hai vissuto e hai comunque come posso dire, un rapporto anche con il comitato locale, più o meno c'è il rapporto è quello, no? Mediamente sì. Mediamente quello, sì. E a livello arbitrale come siete quest'anno? Cioè, a Padova state facendo una buona raccolta, c'è sempre difficoltà? Padova è sempre una buona piazza. Comunque i numeri di un movimento importante ti danno anche un numero di arbitrale importante. E magari poi distribuito nei campionati complessivi non basterebbero mai, ci vorrebbero 500 arbitri. Padova credo sia la terza piazza in Italia come movimento di pallavolo giocata. E quindi anche un settore arbitrale che vada a coprire tutto è impensabile. Però a Padova abbiamo quasi 140 arbitri, 130 arbitri, che è un numero importantissimo.
E la qualità com'è? Tu che hai ormai l'occhio l'occhio clinico ce l'hai. La qualità secondo me è molto buona. Considera che Padova comunque ha uno staff di docenti, di istruttori che è tra i più qualificati. Non perché ci faccio parte io, ma perché comunque abbiamo gente come Luciano, c'è gente... Luciano Sinigaglia. Sì, Luciano Sinigaglia, abbiamo degli istruttori che da tantissimi anni che fanno questo. E in più devo dire che negli ultimi anni è nato un nuovo gruppo di ragazzi giovani con grandissime qualità di... Perché non è semplice, un conto è sapere le cose, un conto è poi saperle trasferirle. Adesso abbiamo un gruppo di ragazzi giovani che sono secondo me molto bravi nel fare gruppo, nel spiegare le regole, nel motivare anche i ragazzi giovani, perché comunque poi passano gli anni e gli strumenti di comunicazione con i ragazzi più giovani cambiano. E bisogna anche rendersi conto che poi quando non dico si invecchia, perché insomma, io ho 40 anni, però è anche vero che magari un 25enne comunica con un 16enne in maniera più diretta e più semplice. Anche perché penso, Michele, che anche per un ragazzo avere un suo coetaneo, o chiamiamolo simile, no, a livello di età, possa essere più semplice a livello anche di dialogo in campo, no? E di accettazione magari di un verdetto magari non... Il rischio di essere ripetitivo, ma Berruto, anche da questo punto di vista, per il maschile in particolare, prevede che l'arbitraggio sia Dei a turno ragazzi, dei certo, ragazzi. certo. E anche da questo punto di vista Padova, con le iniziative che sta portando avanti per la scuola, l'arbitraggio è da parte di un proprio compagno di classe. Hai mai arbitrato tu, Lucy? Io? Sì, credo che ho dato una mano qualche volta in amichevole, non sono brava. Non sei brava? No. Perché non vedi bene se No, il non pallone vedo entra niente. ed esce o... Sì, no, è difficile. Vedi che è difficile. Allora è difficile. Allora perché ti arrabbi con gli arbitri quando si dice che è Perché, difficile? no, ma non dico che non sbagliano, non mi lasciano parlare. Ma non devi parlare, se tu Beh, non sei capitano non puoi parlare. Il tuo Ok. presidente si è arrabbiato sabato, mi hanno detto. Sì, tantissimo. Come mai? Perché era una partita importante, hanno sbagliato e quindi... Come hai guardato Andrea con l'occhio? Con l'occhio. Ma ho chiesto video check, non c'era e quindi niente, abbiamo perso. In B2 la vedo un po' Questa duretta, è Andrea. Con i telefonini potete farlo. All'inizio mettete i telefonini piazzati sulle linee e poi li andate a rivedere. Sì, vabbè, ricordiamo che io gioco in B2, quindi non è che trovi, cioè magari si vuole venire lui a fare di arbitro una partita nostra. Credo che farei più confusione. sì. Perché quando si alza il livello poi com'è? Tornare indietro è più difficoltoso? Diciamo Può che, essere? ma tu ti abitui a livello di allenamento anche visivo. Io che prevalentemente faccio il maschile, anche domenica che ho fatto una femminile, sono più in difficoltà perché comunque le azioni medie dei maschi durano pochi secondi. Certo. Le azioni medie delle donne durano anche, c'è stato uno scambio tipo da 1 minuto e mezzo. Certo. Non sei neanche allenato per avere una concentrazione alta per un tempo per un lungo. periodo così Con i lungo. maschi sei più abituato ad avere una concentrazione corta. Certo. È molto focalizzata. Focalizzata. Certo. O comunque la palla è molto veloce e nei tocchi ti soffermi veramente poco o qualcosa è scandalosamente da fischiare anche senza vederlo. Mentre qui l'attenzione è più continua e più prolungata. Più quindi- continua e più attenta, ogni tocco deve essere valutato. Nei maschi è diverso. Cioè arbitralmente parlando, per me sono 2 sport diversi. Un po' diverso. Quest'anno di fatti a differenza lo dicono in molti. degli ultimi 3 anni ho fatto 3 partite di femminile, quest'anno ne ho fatte 3. Credo che a livello di federazione centrale abbiano capito che anche l'allenamento con il femminile È diverso. può essere utile per un arbitro, Certo, perché poi ti trovi a dover fare, di solito per una stagione sei fuori e poi quando iniziano quarti, semifinali, finale scudetto delle Ce li hai femmine, ogni- no, fanno solo gli internazionali. Sì. Quindi allora tu stai per un anno fuori, 1 anno e mezzo non fai femminile. E poi ti ti trovi a arrivano fare le magari partite più le partite più importanti importanti nel e non sai momento più- neanche... Poi compensi con l'esperienza perché Certo. sono 15 anni che uno fa la Serie A mediamente, Sì. quando inizia a fare finale Sì, scudetto. Però non è neanche giusto, è giusto che ci sia Certo, un... c'è un allenamento. Sì. Siete pronti, Luca, per domenica? Arriva Macerata, non è che arriva proprio Treia, come tu ti dimentichi sempre che Treia è Macerata. Sì, sì. Adesso è un palasport nuovo anche per cui... Sono arrivati, penso la settimana scorsa siamo andati a Sì, giocare a Roma. sono andati, sì. Comunque ci stiamo preparando, diciamo, e speriamo di riuscire a giocare una buona pallavolo come quella di sabato scorso e magari di raccogliere qualcosa in più. Forse adesso io la dico, ma insomma tra le primissime è uno squadrone Macerata, è giù il cappello, però forse è quella che ogni tanto magari perde Secondo un me po' più il filo delle altre. Sì, quindi... secondo me insieme a Perugia è quella che può regalare qualcosa in più ogni rispetto tanto agli altri. concede qualcosa, La esatto, forza no? di Macerata è la panchina, perché indubbiamente penso che abbia la panchina più Certo, forte di tutte assolutamente, quante. certo. Però secondo me è qualcosa,
se hanno la giornata un po' storta, non è un gruppo molto coeso tra di loro, quindi se non hanno la giornata giusta magari qualcosa ci possono regalare, insomma. E noi Thomas, dobbiamo vuoi vedere la meritarci. partita domenica? Guarda, ho la partita anch'io con i miei... Porco cane, niente, allora non riesci a... Purtroppo non riesco a far ad andarla a coincidere. vedere. Allora vediamo così anche il quadro completo delle partite del prossimo fine settimana. Prego la regia con la grafica. Ci sei, Lucy? Forse. Come forse? Vai. Ravenna contro Alto Verde. Alto Tevere. Oh, scusa. Alto Tevere. Tonazzo contro Cerata. Macerata. Verona contro Piacenza. Perugia contro Latina. Monza contro Modena. Molfetta contro Trento. E riposa Milano. Milano. Partite abbastanza equilibrate, c'è un po', si dice, oh, Michele, tu comunque segui un po' anche la Superlega, ci sono un po' delle velocità diverse in questo campionato, no? Questa Superlega che è una scommessa che la Lega ha voluto giocare quest'anno, cioè puntare, però insomma il rischio che ci siano un po', quando non ci sono più le retrocessioni, che ci siano delle velocità un po' diverse, c'è. Senza dubbio, è una cosa molto strana, nuova, quella che non ci siano le retrocessioni. Mi fa venire in mente le parole di Velasco, che come al solito inquadra velocemente, in maniera molto precisa la situazione. In Italia ci sono interpretazioni diverse delle esigenze che il movimento pallavolistico ha, e quindi assistiamo ancora a società che non investono sui giovani, che investono molti soldi. La cosa più pericolosa è che questi soldi, se non sono già in cassaforte, possono creare dei problemi. Poi, ecco. Quanti anni è che siete in Italia, tu e Santi, ormai, a proposito d'Italia? 8. 8 anni? 8 o 7, sì. Sì, sì. E com'è? Beh, mi Non piace. mi hai mai detto come ti trovi in Italia? Molto, mi trovo molto bene. Mi trovo molto bene a Padova, sai? Sì? Sì, ho girato tante città e questa è quella che mi piace di più. Ci piace di più. Abbiamo fatto città anche molto piccole, quindi... Quindi Luca, l'anno prossimo mi sa che Orduna rimane qua ancora. No, no, beh, tu no, te lo dico perché magari sei interessato. Non lo so. Anche tu hai girato molte città, però. Sì, io ho fatto... Vabbè, il primo anno che sono andato via da Padova ho giocato a Bibione, quindi ero vicino. Sì. Poi ho fatto 2 anni a Isernia, un anno a Napoli, per quello sapevo le province. Eri preparatissimo. Poi un anno in Sardegna, a Sant'Antioco, e l'anno scorso a Sora, e quest'anno qua. Com'è andata Sora? Perché l'anno scorso con È Sora stata poi... molto difficile, cioè è stato un anno che ha insegnato molto, ma che allo stesso tempo è stato molto... L'impressione da fuori è che non ci fosse un grande feeling con l'allenatore. Diciamo che avevamo... Puoi dirlo adesso se vuoi. Sì, sì, ma nel senso, ma penso che l'abbiano scoperto tutti lì, cioè avevamo, Si vedeva un po'. avevamo dei problemi, cioè, purtroppo è la verità, avevamo dei problemi con l'allenatore e lui non è mai stato in grado di creare un gruppo che secondo me poteva essere un bel gruppo, perché dopo il suo esonero ci siamo conosciuti molto di più rispetto ai mesi che è rimasto lui a gestirci. Però comunque dai, alla fine ogni anno secondo me insegna sempre qualcosa e ti porti sempre a casa qualcosa che crea esperienza, insomma. C'è Stefano, qualche anno che ha marchiato qui Pallavolo Padova davanti, da quando... Il settore giovanile hai iniziato con l'Under? Under 16. Quindi sei rimasto fedele dei secoli, come si dice. Con Valerio quanti anni sono ormai che lavori assieme? Ormai? Sono da 4 anni. 4 anni. 4 anni. Penso che sia il giocatore che lui ha allenato di più assieme a Vianello, credo, qui a Padova. Sì. Siete le due matricole della... Sì, e l'anno squadra. scorso era a Casaro, Certo. che siamo stati assieme 3 anni. Ascolta, io chiedo sempre com'è la situazione delle multe all'interno dello spogliatoio. Le multe che vi date per i ritardi, com'è? Dammi un aggiornamento. Chi è primo? Chi è primo? Credo sia Vianello. Ancora lui? Perché Vabbè, ma anche il qualche marito settimana. della signora qui ha fatto la sua 2 settimane fa. Ma se era quello che non aveva preso nessuna multa ancora. È vero. Lui, no, io non prendo multe, ha cambiato il telefono, ha cambiato il No, telefono. è vero, sì. E quindi? Sì. E quindi è arrivato in ritardo di mezz'ora perché non è stata la sveglia. Quella. Sì, E tu era. sapevi? Sì, E tu non io- potevi svegliarlo? Anch'io stavo dormendo. Che quadretto familiare. Non è colpa E quindi? mia. E quindi? Avete Quindi si deve Quindi pagare. multa. Poi Io è lui ero che gestisce contenta, comunque- però. Infatti, per quello, perché quando è venuto quella volta ha detto che è lui che poi gestisce. Sì, lui che dà- gestisce, fa... Quindi lui si è scritto la multa o l'avete scritta voi? No, l'abbiamo scritta noi, però lui è quello che, diciamo, è il gestore della cassa. Nella cassa. Sì. Ok. Vi fidate abbastanza? Sì, sì, insomma.
Beh, mi hanno detto che quest'anno con le multe viene fuori una cena di pesce di quelle clamorose. Penso che facciamo 2 cene a sto punto, come siamo presi. Ho capito, ho capito. Va bene, allora vi ricordo l'appuntamento per domenica alle 17, ancora una volta con Macerata al Pala Fabris per questo big match con la Lube, appunto la Lube Treia, che si è trasferita da qualche giorno nel nuovo palazzetto. Tra l'altro mi hanno detto, ho letto che c'è stato un blackout dopo qualche minuto dall'allenamento, fortunatamente si è risolto subito, ma sono i peccati di gioventù delle nuove strutture. Fatevi un applauso ragazzi. Grazie all'Argenello Pallavolo, in bocca al lupo per i vostri prossimi appuntamenti. Avete partite importanti fine settimana? Chiedo a lui perché ha il microfono, Presidenti. Io direi che tutte le partite sono importanti. Bravo, questo. Prima di tutto, tutte le partite sono importanti perché noi viviamo la pallavolo come una scuola di vita, diciamo. Puntiamo non al risultato, ma perché l'atleta cresca. E quindi ogni partita giustamente giocando cresce, e giocando rispettando, come giocando tanto e nel rispetto delle regole degli avversari. Bene, bene. Allora in bocca al lupo per i vostri prossimi appuntamenti. Un applauso e in bocca al lupo a Luca Beccaro. Grazie Luca, ciao. Grazie Stefano Gozzo. In bocca al lupo come sempre Andrea Puecche per le tue partite. Grazie di essere venuto a trovarci. Mi ha fatto davvero un grande piacere avere con noi questa sera Michele Nicolè. Grazie Michele. Questa volta mi ricordo di te perché poi ogni volta mi dici che non ti saluto, ma tu sei ormai una di... al lupo? Con chi giocate? Con chi non giocate? Lo so, ma come non lo sai? Ma siamo a 3 giorni dalla partita, non lo sai? No. Non sai con chi giochi? So che non importa, fammi in bocca al lupo. Ti faccio in bocca al lupo. Tira. Come si dice in argentino in bocca al lupo? Suerte. Suerte, beh, molto veloce. Bene, appuntamento allora per la partita se volete vedere, poi... Sono anche convinto che non giochi, che non la facciano giocare, che non sa con chi giocano sabato. Caro allenatore che sei venuto qui qualche settimana fa, prendine atto. L'appuntamento, dicevo, con la Tonazzo Padova alle 17, domenica precisi al Pala Fabris, big match con Macerata. Noi invece saremo sempre qui, mercoledì prossimo, puntuali alle 21 su TV7 News con Mani e Fuori. Ciao e buonanotte. Ciao.